Da oltre 50 anni vi facciamo viaggiare nel mondo. Totaviaggi è garanzia di competenza e trasparenza per una vacanza indimenticabile. Offriamo anche servizio biglietteria, noleggio auto e assicurazione, pratiche e ottenimento visti. Nel nuovo anno Totaviaggi vi propone Birmania, 13 giorni e 10 notti da 2.390 euro in hotel 4 stelle con partenza il 25 febbraio. Madagascar, da marzo a maggio, 9 giorni e 7 notti da 1.090 euro con volo diretto da Verona. Totaviaggi, viaggiare a Portogruaro. Cerchi un'auto o un veicolo industriale? GP Auto è quello che fa per te. GP Auto ti offre una vasta gamma di veicoli industriali ed auto d'occasione e chilometri zero. GP Auto è uno staff di professionisti al tuo servizio, sempre pronti a guidarti nel tuo acquisto. GP Auto a Villotta di Chions in provincia di Pordenone, uscita autostradale A28, telefono 0434 630 560. Passa da noi, passa da GP Auto. Assinvest, da sempre al vostro fianco. Sono Leonardo Moretto, rappresento Assinvest a Portogruaro, lavoriamo nel settore delle assicurazioni e degli investimenti. Lo facciamo attraverso canali diretti, attraverso l'e-commerce, attraverso sistemi di distribuzione innovativi. Applichiamo mensilizzazione a tutti i nostri contratti in maniera gratuita. Abbiamo particolare attenzione nei confronti delle imprese artigiane, distribuiamo prodotti finanziari e prestiti personali grazie alle partnership nazionali che abbiamo creato. Assinvest ci trovi in via Vivaldi numero 3 a Portogruaro, telefono 0421 27 3258. Kiros, la grande moda a Fossalta di Portogruaro, produzioni e abbigliamenti in pelle per i più grandi marchi. Kiros è il sostenitore principale della Fossaltese Calcio. Kiros, in via del lavoro a Fossalta di Portogruaro. A Torre di Mosto, CMC Venezia, abbigliamento sportivo e promozionale, t-shirt e gadget per eventi e manifestazioni, oggettistica in vetro di Murano per premiazioni e cerimonie, tutto personalizzato come vuoi tu. CMC Venezia, in via Alessandro Volta 8, Torre di Mosto. In questo numero, un punto in 4 partite e crisi per la salute in promozione. La Fossaltese ad un passo dai play-off, intervista ad Elvis Isteri, il goleador di domenica scorsa. Il Portogruaro ritorna grande. In prima categoria la Giulia dei record fa sognare. Il sindacale non vince più. Le prime dichiarazioni di Gianmaria Riva, neotecnico della Giusseghese, capolista del campionato di terza categoria. Il campionato di Serie D vede scorrere i suoi titoli di coda o quasi. Continuando di questo passo, per il Mestre si tratterà solamente di capire quando organizzare i festeggiamenti per il ritorno del calcio professionistico in terraferma. Il successo colto ai danni del campo d'Arsego è stata l'ennesima prova di forza che ha tagliato irrimediabilmente fuori da ogni gioco per la promozione diretta una delle rivali più accreditate. All'appello manca solo la Triestina, ma lo scontro diretto tra le due grandi del campionato è in calendario solamente alla 31esima giornata, quando forse i giochi potrebbero essere già fatti. Per quanto riguarda le due pordenonesi, il Cordenons ha subito un pesante poker in casa del Vigasio, formazioni invischiate nella lotta per evitare i play-out. Adesso i Granata non possono dormire più sonni tranquilli e devono riprendere a correre, in quanto le acque torbide della bassa classifica sono tornate ad essere solamente a 2 punti. Resta invischiato nella lotta per non retrocedere il Tamai, ma il successo casalingo colto con il Feltri costituisce comunque una notevole boccata d'ossigeno. Per il Careni Pievigina di mister Vinicio Bisioli invece la situazione sta diventando sempre più complicata. A Belluno si è materializzata l'ennesima sconfitta stagionale che lascia i trevigiani sempre più soli sul fondo della classifica.
L'ultimo turno di eccellenza ha visto il nuovo riavvicinamento tra la capolista San Giorgio Sedico e la Liventina. I bellunesi non sono andati oltre il risultato ad occhiali in casa dell'Istrana, mentre i trevigiani, gli unici ad uscire con l'intera posta in palio tra le squadre di vertice, si sono imposti nel derby con i cugini dell'Ia Piave. Il risultato a sorpresa è arrivato dallo Zanuto di San Donà con il trionfo in riva al Piave dell'Union Pro sui bianco-azzurri di mister Mauro Tossani. Un passo falso di una certa portata per l'11 sandonatese, che invece puntava a sfruttare il turno casalingo per limare un po' del gap con i primi della classe. E la 19ª giornata del campionato di promozione ha certificato la crisi profonda della salute. I liventini non sanno più vincere, per l'ennesima volta è venuta meno quella determinazione necessaria per affrontare una squadra di bassa classifica alla disperata ricerca dei punti salvezza. La diretta conseguenza è che i canarini, domenica dopo domenica, sono sprofondati in classifica. La zona playoff è comunque ancora nel mirino, ma adesso diventa importante guardarsi anche alle spalle perché il baratro dei playout è a 10 punti. Vantaggio consistente, ma non abissale. Intanto domani i liventini affrontano in anticipo l'Union Sile con l'obiettivo di riscattarsi. Allora mister, momento veramente nero per la salute, 4 partite, un solo punto, tra l'altro 3 sconfitte con le ultime della classe, con le classiche squadre che arrivano e si chiudono proprio a riccio a difesa del risultato. Che cosa non sta funzionando? Beh, come detto in altre circostanze siamo stati sicuramente penalizzati dal fatto che abbiamo avuto molti infortuni, molte assenze, molti giocatori assenti e adesso li stiamo recuperando piano piano tutti quanti e stiamo ritrovando anche la condizione che avevamo nel girone di andata. Questo non deve essere una scusante perché comunque ho visto anche delle cosette che non vanno bene. Prima di tutto dobbiamo capire e avere la consapevolezza che il girone di ritorno è molto più duro del girone dell'andata, perché soprattutto contro queste squadre che lottano per salvarsi o che hanno bisogno di punti bisogna mettere in campo qualcosa di più, bisogna mettere più determinazione, più fame, più attenzione, perché siamo mancati anche da questo punto di vista e non va bene. Oltretutto un'altra tegola è la sua squalifica. Sì, come ho detto in altre circostanze, io ritengo di essere stato penalizzato in quell'episodio perché nei confronti dell'assistente che era vicino alla panchina, il signor Matteo Ciganotto, io non sono stato offensivo e non lo sono mai stato mai nella mia carriera di allenatore, perché in 10-11 anni che faccio questo non ero mai stato allontanato e ritengo di essere stato allontanato ingiustamente. E detto questo devo sottolineare che mi sono state anche date 2 giornate di squalifica e non ne capisco il motivo, perché non ho offeso nessuno e quindi ritengo questa cosa non la posso accettare, come ho detto anche in altre circostanze, perché sta penalizzando anche la squadra. Non posso andare in panchina e devo stare fuori, non posso dare indicazioni, quindi io ritengo che in alcune circostanze bisognerebbe avere un dialogo più costruttivo e più riflessivo, sia noi nei confronti, dare una mano alla terna arbitrale, ma anche loro devono calarsi nella nostra parte. Non si può sicuramente andare avanti così. È indubbio che voi quest'anno come politica societaria avete avviato appunto una linea verde, una squadra molto giovane a differenza degli anni passati, e che quando si trova a dover appunto lottare col coltello tra i denti può essere che abbia qualche lacuna. Indubbiamente questo può essere anche uno dei motivi per cui in questo momento, oltre a tutti gli altri elencati, possiamo avere qualche difficoltà in più, perché noi abbiamo fatto all'inizio dell'anno questa politica, la portiamo avanti con convinzione e le partite dimostrano questo, perché noi abbiamo giocato partite anche contro squadre blasonate, i primi della classe, con dentro 4, 5, anche 6 fuori quota contemporaneamente, però noi siamo sereni e siamo consapevoli di questa cosa, nel senso che se i giovani qui da noi si trovano bene, dimostrano, si allenano, migliorano, si allenano con serietà, hanno lo spazio e sono trattati come tutti quanti. Qui a noi non piace chiamare i giovani fuori quota e gli altri vecchi, partono tutti alla stessa maniera e tutti hanno gli stessi diritti, doveri e le stesse possibilità, quindi questa è una politica che portiamo avanti con orgoglio.
Delle portoghesi, quella che vola è la Fossaltese. I biancoverdi sono andati a vincere con il San Gaetano grazie ad una rete di Isteri, inanellando così la quarta vittoria consecutiva. 3 punti che proiettano l'11 di mister Thomas Giro ad un solo punto dalla zona playoff. Domenica è stata una bella vittoria, soprattutto la prima vittoria che abbiamo fatto fuori casa. È stata importante perché ormai siamo nei pressi dei playoff. E 1-0 è stata molto dura, però è stata una bella vittoria di squadra. E adesso pensiamo alla prossima partita con l'Oderslo Pitergina. Ecco, una prestazione tua sicuramente sopra le righe, ma ormai sono diverse giornate che stai offrendo ottime prestazioni. Una stagione che ti ha visto iniziare bene, avere un periodo un po' di calo e adesso in queste ultime partite veramente stai giocando alla grande. Eh sì, all'inizio ero partito molto bene, nelle prime giornate del campionato. Poi c'è stato un calo mio fisico, ho avuto anche un po' degli acciacchi, dei problemi, non ero a posto sia dal punto di vista fisico che anche psicologico. Ho avuto dei problemi che ho risolto grazie all'aiuto del mister intelligenti e adesso sono in forma e cerco di dare il meglio per la mia squadra. Poi le prestazioni vengono allenandosi bene la prima cosa e il resto viene tutta la domenica. Senti, quanto è importante avere un ariete come Della Bianca in squadra? Lui è molto importante per la nostra tipologia di gioco, soprattutto per me, perché con uno così, con Della Bianca, un giocatore che ha fatto categoria, lui ti permette sia di giocare palla alta, palla bassa, perché è bravo sulle sponde, sui colpi di testa, è un giocatore molto importante per noi davanti. E lui, per mia fortuna, che ho lui davanti, che mi permette anche le mie prestazioni avvengono anche grazie a lui, perché lui mi permette anche di smarcarmi, il passaggio filtrante, è un vero attaccante. Ecco, senti, ma voi nello spogliatoio all'eventualità dei playoff ci credete? Saremo ingenui a non pensarci, però noi pensiamo più che altro a domenica per domenica, di far bene, far punti che sono molto importanti e i playoff se vengono ben vengano, però noi pensiamo sempre domenica per domenica. Non abbiamo l'obiettivo nostro all'inizio era la salvezza, raggiungere il più presto possibile e adesso siamo ai limiti dei playoff, cercheremo anche di fare il meglio per raggiungere i playoff, però pensiamo sempre domenica per domenica. E appunto domenica per domenica, lo hai già ricordato prima tu, arriva lo Pitergina qui in casa ed è già, se la guardiamo sotto l'ottica dei playoff, è già uno scontro diretto. Sì, loro sono a un punto sopra di noi, sono al 5° posto, l'ultimo posto per il playoff. Sarà una bella partita domenica, molto dura. Loro sono una bella squadra, tosta. All'andata abbiamo perso, nonostante eravamo in vantaggio. Sarà una bella partita molto dura, soprattutto anche questa differenza di un punto la renderà più emozionante, più agguerrita. Speriamo che sia una bella partita e speriamo di vincere. Anche il Portoguaro torna a sorridere. Il successo in trasferta colto sul campo della Vazzolese riporta i Granata a 2 punti dall'obiettivo stagionale dei playoff. Adesso serve trovare la continuità dei risultati più che di rendimento. Domenica arriva al Mecchia il Fregona, squadra pericolante che inevitabilmente si chiuderà a riccio davanti al proprio portiere, di quelle indigeste per la truppa di mister Maggio, che ha già gettato al vento ben 6 punti, con le ultime della classe. Io avevo detto insomma ai ragazzi tra virgolette di stare tranquilli, perché quando ci sono determinate prestazioni è quasi naturale, anche se nel calcio insomma non è mai una scienza esatta, però insomma il risultato pieno doveva arrivare se continuavamo a proporre una determinata idea di gioco. Quindi fortunatamente questa volta, a differenza delle partite precedenti, abbiamo sbloccato subito, abbiamo trovato il secondo gol e abbiamo portato a casa una partita importantissima che dà continuità ai risultati, muove parecchio la classifica e io sono con la testa già a domenica, perché arriva un'altra squadra
viva, che ha battuto la Salute domenica scorsa, che viene a giocarsi la partita col coltello tra i denti. Noi dobbiamo fare questo miglioramento nell'affrontare questo tipo di partite e di dare continuità a queste prestazioni. Lavoreremo tutta la settimana in funzione di questo, cercheremo di non fare gli errori commessi nelle partite precedenti dove non siamo riusciti a chiudere quelle partite, ma l'ambiente è carico, adesso ha un attimino di serenità in più, quindi con la giusta concentrazione, il giusto lavoro, la giusta determinazione, chiaramente andiamo a affrontare una partita per fare bene come domenica. Anche perché c'è la consapevolezza che proprio questo è un campionato imprevedibile, ogni domenica c'è sempre una sorpresa, abbiamo visto lo Spinea, abbiamo visto insomma tanti risultati che penso che ai ragazzi insomma possano infondere ancora molta fiducia nella possibilità di arrivare ad un obiettivo nelle ambizioni della società. Sì, è vero, ogni partita guardi i risultati e spesso ti sorprendi di alcune situazioni. È chiaro che io da domenica scorsa ho detto alla squadra di non pensare tra virgolette più a nessun obiettivo, nel senso che giochiamo partita per partita, proprio perché in questa stagione soprattutto davvero non ti puoi mai rilassare e non ti puoi mai scoraggiare nello stesso punto di vista, quindi ragioniamo domenica per domenica, cercando di non pensare troppo a quello che poteva essere, a quello che è stato, ma lavorando intensamente in settimana, preparando la partita come se fosse la prima e come se fosse l'ultima, proprio perché ogni domenica succede qualcosa, lo Spinea che perde con lo Pitergina, la Salute che perde col Fregona, domenica scorsa idem alcuni risultati, quindi lavoriamo con umiltà, con consapevolezza. I ragazzi mi stanno dando tutta la loro disponibilità, li devo ringraziare, quindi andiamo avanti. Da oltre 50 anni vi facciamo viaggiare nel mondo. Totaviaggi è garanzia di competenza e trasparenza per una vacanza indimenticabile. Offriamo anche servizio biglietteria, noleggio auto e assicurazione, pratiche e ottenimento visti. Nel nuovo anno Totaviaggi vi propone Birmania, 13 giorni e 10 notti da 2.390 euro in hotel 4 stelle con partenza il 25 febbraio. Madagascar, da marzo a maggio, 9 giorni e 7 notti da 1.090 euro con volo diretto da Verona. Totaviaggi, viaggiare a Portogruaro. Cerchi un'auto o un veicolo industriale? GP Auto è quello che fa per te. GP Auto ti offre una vasta gamma di veicoli industriali ed auto d'occasione e chilometri zero. GP Auto è uno staff di professionisti al tuo servizio, sempre pronti a guidarti nel tuo acquisto. GP Auto a Villotta di Chionsi, in provincia di Pordenone, uscita autostradale A28, telefono 0434 630 560. Passa da noi, passa da GP Auto. Assinvest, da sempre al vostro fianco. Sono Leonardo Moretto, rappresento Assinvest a Portogruaro, lavoriamo nel settore delle assicurazioni e degli investimenti. Lo facciamo attraverso canali diretti, attraverso l'e-commerce, attraverso sistemi di distribuzione innovativi. Applichiamo mensilizzazione a tutti i nostri contratti in maniera gratuita. Abbiamo particolare attenzione nei confronti delle imprese artigiane, distribuiamo prodotti finanziari e prestiti personali grazie alle partnership nazionali che abbiamo creato. Assinvest ci trovi in via Vivaldi numero 3 a Portogruaro, telefono 0421 27 3258. Kiros, la grande moda a Fossalta di Portogruaro, produzioni e abbigliamenti in pelle per i più grandi marchi. Kiros è il sostenitore principale della Fossaltese Calcio. Kiros, in via del lavoro a Fossalta di Portogruaro. A Torre di Mosto, CMC Venezia, abbigliamento sportivo e promozionale, t-shirt e gadget per eventi e manifestazioni, oggettistica in vetro di Murano per premiazioni e cerimonie,
tutto personalizzato come vuoi tu. CMC Venezia, in via Alessandro Volta 8, Torre di Mosto. In prima categoria la Giulia Sagittaria, seppur all'ultimo secondo, non ha lasciato scampo neanche il Sant'Elena, mettendo così, grazie al gol di Franchellucci, il 7° sigillo consecutivo che rappresenta una delle serie di vittorie più lunghe della storia del calcio concordiese. Nerazzurri adesso ad un passo dai play-off, con 90 e Ballò che al momento appaiono irraggiungibili. Nel mirino ci sono Milanese e Badoere. 7 vittorie sono tante, non so se è un record perché la storia della società non la conosco benissimo, però siamo contenti di quello che abbiamo fatto e stiamo facendo, anche se oggi è stata più dura del previsto. Ecco, Appunto l'avevate sbloccata quasi subito, poi c'è stata quella disintezione proprio sul tempo di recupero alla fine del primo tempo, un secondo tempo dove in effetti è stato un vero e proprio assedio. sì, diciamo che abbiamo preso gol proprio all'ultimo secondo del recupero del primo tempo, una disattenzione, ma era già un 10 minuti che avevamo calato la tensione e ci è costato il gol. Deve insegnarci molte cose questo, però diciamo che il secondo tempo i ragazzi ci hanno messo il cuore e hanno voluto questa vittoria a tutti i costi, anche se è venuta al 94esimo, però penso che sia meritata contro sicuramente una squadra ben messa in campo che ci ha chiuso tutti gli spazi, ma hanno giocato di rimessa e basta, e le occasioni che abbiamo avuto la dicono lunga, insomma, ecco. Siamo appunto ai playoff, noi continuiamo la nostra strada, non guardiamo la classifica, guardiamo partita per partita. Oggi era importante vincerla per continuare il cammino e domenica ne abbiamo un'altra di importante. Comunque partita per partita e la classifica la guarderemo alla fine. Alla fine è arrivato questo gol che ha sistemato tante cose, 7 vittorie consecutive, un momento veramente straordinario da parte vostra. Sicuramente una partita sofferta fino al 90esimo, un momento anche importante per me visto che avevo i miei genitori che venivano a vedermi, e è arrivato questo gol inaspettato anche perché non pensavo di giocare visto che ho avuto un infortunio ancora nella precedente partita col 90 e non mi sono allenato tutta la settimana. Il mister mi ha detto di entrare e fare gol e fortunatamente è riuscito, grazie anche a questo gruppo totalmente nuovo, e abbiamo impiegato qualche partita per amalgamarci tutto, però adesso sembra che il tutto funzioni. Esprimiamo, secondo il mio parere, un buon calcio e ringrazio i miei compagni, soprattutto Momo che è uscito e mi ha dato il posto. Sì. Comunque sì, continuiamo su questa strada per raggiungere questo obiettivo. È una vittoria sofferta, combattuta, e penso siano queste le vittorie più belle. 7 vittorie consecutive fanno morale al gruppo sicuramente, e adesso possiamo veramente ambire a un traguardo importante sicuramente, che penso sia centrale almeno ai playoff. Anche perché adesso siete a un punto. Esattamente, sì. Adesso non so i risultati delle altre squadre, noi guardiamo noi stessi, però quello è l'obiettivo che siamo posti. Guardando al Caorle, i rossoblù hanno mantenuto fede al pronostico, non lasciando scampo al già retrocesso Lugugnana. L'orizzonte dei litoranei sembra essersi schiarito rispetto a qualche settimana fa, quando in riva all'Adriatico nuvole grigie legate a difficoltà economiche minacciavano tempesta. Adesso la squadra ha ripreso a correre, pronta a dare l'assalto alle prime 2 posizioni che appaiono più che mai alla portata della compagine rossoblù, sempre a patto che il cielo si rassereni del tutto. La seconda categoria ha visto consumarsi il sorpasso al vertice del Treporti ai danni del Pramaggiore. I Blaugrana sono stati sconfitti in casa dal Gainiche dell'ex Massimo Sibau, risultato che è costato caro a Christian Piesentin, da questa settimana sollevato dal suo incarico e sostituito sulla panchina blaugrana da mister Antonino Favro, ex Giulia e Lugugnana. Alle spalle di Treporti e Pramaggiore hanno ulteriormente consolidato la zona playoff Ponte Crepaldo e Bibbione, con i litoranei che domenica affronteranno tra le mura amiche proprio la nuova capolista, cercando di sfruttare l'occasione per rientrare prepotentemente in corsa anche per il vertice. In coda lo Jesolo ha messo definitivamente nei guai il sindacale. I nerazzurri hanno espugnato il rettangolo di gioco concordiese, costringendo i Granata per la prima volta nel pieno della zona play-out, in attesa dello scontro diretto con il Gruaro di domenica, che potrebbe valere una buona fetta di stagione. Facciamo i soliti errori. Il solito errore è quello di rimanere, di fare bene la partita in 11 contro 11, e tatticamente la prepariamo e la mettiamo in campo bene.
Poi però quando otteniamo il risultato, spesso succede che come l'altra volta siamo rimasti loro in 9, noi in 11 e questa volta loro in 10, noi in 11, non riusciamo ad avere quella cattiveria che è determinante, soprattutto in fase d'attacco è determinante per vincere le partite. Loro oggi hanno fatto la partita, quelli loro 2-3 davanti, mettevano palla lì, ma avevano una determinazione che è superiore alla nostra e hanno meritato di vincere. Dopo sul piano del gioco ne possiamo parlare finché vogliamo, però senza determinazione nel calcio non serve a niente, non vinci mai, non vinci mai. Il nostro limite è proprio a livello caratteriale, noi ci piace, noi ci mettiamo, cominciamo a essere noi, a mettere determinazione quando le cose sono difficili. Quando le cose sono facili non c'è l'umiltà, si pensa che le cose vengono da sole, non c'è personalità nel proporsi, nel sfruttare, non c'è movimento, facciamo le cose con più sufficienza che è il nostro limite, quando spesso noi siamo una squadra che mette sufficienza in campo. Questo è il nostro limite, lo sappiamo, ci stiamo lavorando da tempo, però i risultati bisogna che vengano prima o poi, perché sennò la classifica comincia a diventare un po' pericolosa. Allora, è stata una partita difficile come ci attendavamo, su un campo quasi impraticabile, perché con le ghiacciate che ci sono adesso il campo ha mollato oggi pomeriggio e ci faceva addirittura fatica a restare in piedi. Ripeto, ci aspettavamo una partita difficile contro una squadra tosta, una squadra che come noi deve far punti per la classifica, per salvarsi, quindi è una partita difficile, ecco. In ogni caso la squadra oggi, soprattutto il secondo tempo, ha tirato fuori carattere, quello che avevo chiesto alla fine del primo tempo, anche quando siamo rimasti in 10 soprattutto, tutti hanno dato qualcosina in più che alla fine non si è visto che eravamo uno in meno. Infatti siamo riusciti su 1-1 a far gol del 2-1 anche in inferiorità numerica. Questo è un elogio che fai ai ragazzi che oggi veramente dal punto di vista del carattere hanno tirato fuori tutto quello che avevano. Sì, soprattutto nonostante l'inferiorità numerica, come ha detto lei, che non si è vista, forse l'inferiorità, il rosso ha, diciamo, compattato ancora di più la squadra e ha permesso una prestazione ancora più grintosa e di spessore. Sì, come dicevo, rimasti in 10 tutti hanno dato qualcosina in più e ci siamo compattati, ma io una cosa che vedo da un mese a sta parte anche durante gli allenamenti, che siamo un gruppo unito, tutti che remano dalla stessa parte, tutti che vogliono vincere. 3 vittorie consecutive, una squadra come noi che era partita male non arrivano per caso. Ecco. E questa domenica riprende anche la terza categoria con la prima giornata del girone di ritorno dopo una lunga pausa. La capolista giussaghese si presenta al via con la novità del cambio di allenatore. Non c'è più mister Orazio Spedicato, costretto ad abbandonare per impegni di lavoro. Al suo posto Gianmaria Riva, un esperto di promozioni che ha già portato in seconda categoria il Telio Veneto. Adesso non stiamo a esagerare, nel senso che sì, mi fa piacere che il Giussago sia venuto a chiedermi di portare a termine questo campionato, appunto perché mister Spedicato per appunto questioni lavorative ha dovuto trasferirsi. Ho accettato ben volentieri, anche perché vista la posizione di classifica della squadra finito il girone di ritorno, di andata scusate, era peccato lasciare il lavoro a metà strada, quindi speriamo di continuare su quello che aveva fatto di buono mister Spedicato. Quindi è ovvio, erediti una squadra al vertice, un gruppo unito e con tanto entusiasmo. Sì, assolutamente sì, anche se in questo momento siamo un po' così in difficoltà dal punto di vista proprio numerico dei giocatori, perché c'è stata qualche defezione per acciacchi vari. Stiamo cercando di recuperare il più possibile in maniera di essere al meglio quando appunto il campionato si farà più caldo. Anche perché il campionato sì, con poche squadre, e diciamo che c'è un aronese che sta viaggiando col vento in poppa, trascinata da grande entusiasmo. Assolutamente sì, c'è poco margine di errore purtroppo, perché avendo un campionato così con poche squadre non si può sbagliare tanto, perché poi il tempo di recuperare è pochissimo, insomma. Domenica c'è stata l'uscita dal trofeo Basso Piave, un incidente di percorso dettato anche dal fatto che eravate proprio contati. Assolutamente sì, siamo andati via proprio numericamente in 11,
avevo un cambio solo, tra l'altro non stava neanche troppo bene fisicamente, abbiamo un po' di fatti alla fine pagato la mancanza di queste sostituzioni, perché poi fisicamente loro, avendo avuto possibilità di avere 5 cambi, sono venuti fuori a distanza, e nonostante che fossimo andati in vantaggio noi, ma abbiamo pagato lo scotto, insomma. Ecco, domenica nella prima di ritorno affronterete in trasferta l'Evolution Team. Sì, ritorniamo nel campo appunto domenica scorsa, recuperiamo per fortuna qualche giocatore, qualche pedina importante, e cercheremo sicuramente di rifarci subito. Purtroppo non era una cosa prevista, d'altronde ci ha colto tutti quanti un po' all'improvviso. Non ci resta che fare gli auguri e soprattutto ringraziarlo per il suo operato di quest'anno, ma soprattutto dell'anno precedente, perché l'anno scorso sicuramente non tutti avrebbero accettato di venire qui con una rosa all'inizio del campionato risicata. L'obiettivo dell'anno scorso era creare un gruppo e una mentalità. Ci siamo riusciti, ci dispiace purtroppo che non abbia potuto cogliere i frutti del suo lavoro, gli auguriamo un mondo di bene e speriamo che la Giussaghese porti a termine il lavoro che aveva iniziato. Da oltre 50 anni vi facciamo viaggiare nel mondo. Totaviaggi è garanzia di competenza e trasparenza per una vacanza indimenticabile. Offriamo anche servizio biglietteria, noleggio auto e assicurazione, pratiche e ottenimento visti. Nel nuovo anno Totaviaggi vi propone Birmania, 13 giorni e 10 notti da 2.390 euro in hotel 4 stelle con partenza il 25 febbraio. Madagascar, da marzo a maggio, 9 giorni e 7 notti da 1.090 euro con volo diretto da Verona. Totaviaggi, viaggiare a Portogruaro. Cerchi un'auto o un veicolo industriale? GP Auto è quello che fa per te. GP Auto ti offre una vasta gamma di veicoli industriali ed auto d'occasione e chilometri zero. GP Auto è uno staff di professionisti al tuo servizio, sempre pronti a guidarti nel tuo acquisto. GP Auto a Villotta di Chionsi, in provincia di Pordenone, uscita autostradale A28, telefono 0434 630 560. Passa da noi, passa da GP Auto. Assinvest, da sempre al vostro fianco. Sono Leonardo Moretto, rappresento Assinvest a Portogruaro, lavoriamo nel settore delle assicurazioni e degli investimenti. Lo facciamo attraverso canali diretti, attraverso l'e-commerce, attraverso sistemi di distribuzione innovativi. Applichiamo mensilizzazione a tutti i nostri contratti in maniera gratuita. Abbiamo particolare attenzione nei confronti delle imprese artigiane, distribuiamo prodotti finanziari e prestiti personali grazie alle partnership nazionali che abbiamo creato. Assinvest ci trovi in via Vivaldi numero 3 a Portogruaro, telefono 0421 27 3258. Kiros, la grande moda a Fossalta di Portogruaro, produzioni e abbigliamenti in pelle per i più grandi marchi. Kiros è il sostenitore principale della Fossaltese Calcio. Kiros, in via del lavoro a Fossalta di Portogruaro. A Torre di Mosto, CMC Venezia, abbigliamento sportivo e promozionale, t-shirt e gadget per eventi e manifestazioni, oggettistica in vetro di Murano per premiazioni e cerimonie, tutto personalizzato come vuoi tu. CMC Venezia, in via Alessandro Volta 8, Torre di Mosto.